Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici. Eccoci di nuovo insieme. Anche se devo dirvi sinceramente che a me piacerebbe veramente essere davvero con voi, essere lì insieme a voi. Sapete, non è facile parlare a un cellulare, però mi auguro che qualcosa di quello che dico, qualcosa di quello che faccio vi arrivi. Mi auguro che possa far nascere un sorriso dentro di voi, un sorriso in più. Allora iniziamo questa lezioncina di yoga prendendo dei bei respiri profondi e ispirando apriamo le braccia. Immaginiamo sempre di inspirare luce, cielo, serenità, gioia e espirando ci flettiamo un po' in avanti, incrociamo le braccia, buttiamo fuori tutti i pensieri tristi, tutto quello che ci appesantisce. Inspiro, mi sento leggero, espiro, butto fuori tutto. Ancora, inspiro spazio, creo spazio intorno a me, creo spazio nel cuore. Espirando se ne vanno via tutte le cose che mi appesantiscono. Bene, ci raddrizziamo, portiamo un braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene verso l'alto, cerchiamo di aprire bene il fianco, poi ci incliniamo lentamente, allunghiamo bene il braccio lontano. Sentiamo che qua la muscolatura, tutta la catena dei muscoli si apre ancora di più. Il braccio è teso e forte. Poi lo lasciamo ricadere con un'ala che si ripiega e rimaniamo un attimo così. Poi su, facciamo un bel gesto ampio, disegniamo un cerchio nell'aria con il braccio e riportiamo la mano sul ginocchio. Poi sull'altro braccio, lo allungo bene verso l'alto, tocchiamo il soffitto, inspiro dentro il respiro, espiro, mi fletto sull'altro lato, spingo bene il braccio lontano, teso forte, lo lascio ricadere morbido, rilassato, poi su lo porto verso l'alto, un bel cerchio lento, ampio e riporto la mano sulle ginocchia. Adesso inspirando inarco bene la colonna vertebrale, spingo fuori i glutei, spingo indietro le spalle, spingo in avanti l'ombelico, l'addome, un po' indietro la testa, distendo un po' anche la gola e espirando chiudo. In dentro l'ombelico, incurvo le spalle, giù la testa. Ancora inspiro, cerchiamo di fare un movimento lento, ampio, sentire quest'onda che sale lungo tutta la colonna vertebrale, di vertebra in vertebra, indietro le spalle e espirando quest'onda scende. Sentiamo che attraversa tutta la colonna vertebrale. Ancora inspiro lentamente, entriamo nel movimento, liberiamo la testa da tutti i pensieri, troviamo il nostro ritmo, espirando chiudo. Ancora una volta, inspiro, possiamo visualizzare una piccola sfera luminosa che sale lentamente lungo tutta la colonna vertebrale e con l'espirazione lentamente scende. Facciamolo ancora una volta. Inspiro, su, espiro, chiudo. Fermiamoci un attimo così, lasciamo cadere le spalle, lasciamo cadere la testa, poi lentamente ci risolleviamo, rilassiamo. Adesso apriamo le braccia, chiudiamo i pugni ma senza stringere, cerchiamo di tenere anche le braccia leggere, leggerissime. Disegniamo dei cerchi nell'aria e continuando a fare questo movimento lentamente ruotiamo su un lato, cerchiamo di tenere l'apertura delle braccia, non chiudiamole
Poi ritorniamo lentamente in posizione frontale, rilassiamo, lasciamo riposare bene le braccia, teniamo le spalle bene aperte, morbide, rilassate, sempre le spalle lontane dalle orecchie. Poi ancora apriamo le braccia, disegniamo dei cerchi e lentamente ruotiamo sull'altro lato. Cerchiamo di non chiudere le braccia, tenere bene l'apertura. Tutto con leggerezza, leggere le braccia, leggere le spalle e ritorniamo in posizione frontale. Rilassiamo, distendiamo, spalle ben aperte. Adesso incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Inspiro con la testa al centro, espiro fuori l'aria quando la testa scende verso la spalla. Testa al centro, dentro l'aria, la testa si inclina, fuori l'aria. Ancora, inspiro, espiro. Ancora una volta, inspiro, espiro, ritorno e sull'altro lato. Bene, ritorno, rilasso, distendo. Ascoltiamo il collo, cerchiamo di sentire che adesso l'energia si muove nel collo, nella nuca. Portiamo le mani ai fianchi, allarghiamo bene i gomiti, disegniamo dei cerchi nell'aria con il tronco, lenti e ampi, e cerchiamo di fare tutto con attenzione. Se siamo distratti è difficile creare un gesto armonioso. Dobbiamo proprio cercare di entrare nel movimento, anche mentalmente, sentire come si muove il nostro corpo, ascoltarlo. Adesso nell'altra direzione. E cerchiamo di non creare tensioni, le spalle sono sempre rilassate, sempre lontano dalle orecchie. Bene, ci fermiamo, rilassiamo. Adesso accavalliamo una gamba sopra l'altra. Portiamo la mano opposta sul ginocchio, su il braccio verso l'alto. Inspiro a lungo, espirando lentamente, ruoto. Faccio scendere il braccio, poi lo riporto in avanti e rilasso. Cambiamo, accavalliamo l'altra gamba, la mano opposta sul ginocchio, lo stesso braccio su verso l'alto, inspiro, espirando ruoto. Faccio scendere il braccio, lo riporto in avanti, lo allungo e rilasso. Lo facciamo ancora una volta, cambiamo ancora gamba, la mano opposta sul ginocchio, su il braccio, allungo, inspiro dentro il respiro, fuori il respiro. Questa mano preme un po', mi aiuta entrare nella torsione, poi abbasso il braccio, lo porto in avanti anche la testa, spingo bene il braccio in avanti e lo abbandono. Cambio la posizione delle gambe, la mano opposta sul ginocchio, su il braccio, dentro il respiro a lungo, fuori il respiro, questa mano spinge, entro nella torsione, abbasso il braccio, lo riporto in avanti il braccio e la testa.
e rilasso. Sciolgo la posizione delle gambe, distendo, prendo dei bei respiri, cerco di tenere bene aperte le spalle, ben aperta tutta la schiena. Adesso agganciamo insieme le dita delle mani, teniamo gli avambracci paralleli al pavimento, dentro il respiro spingo i gomiti lontano, giù bene le spalle, lontano dalle orecchie, poi rilasso, ancora inspiro, tendo con forza, spingo i gomiti lontano, rilasso, ancora inspiro, tendo, adesso teniamo un attimo la tensione, sempre con le spalle lontano dalle orecchie, tonifichiamo bene i muscoli delle spalle, la muscolatura alta della schiena, la muscolatura dorsale, i muscoli del trapezio. Poi rilassiamo, distendiamo. Portiamo le braccia in avanti, intrecciamo le dita delle mani, palmi delle mani in avanti, spingiamo bene le braccia in avanti, allunghiamole bene, cerchiamo di spingere in avanti anche le spalle, dobbiamo sentire che si apre, che si distende tutta la muscolatura alta della schiena. Poi sulle braccia verso l'alto, ci allunghiamo bene verso l'alto, apriamo le braccia, le spingiamo lontano, riportiamo le mani sulle ginocchia, distendiamo. Lo facciamo ancora una volta, intrecciamo le dita delle mani, palmi delle mani in avanti, si allungano in avanti le braccia, si spingono in avanti le spalle, poi su le braccia verso l'alto, ma allungo, apro le braccia, le spingo lontano, le spingo in lontananza, riporto le mani sulle spalle, distendo completamente. Adesso portiamo una spalla su verso l'orecchio, l'altra spalla scende, cerchiamo di tenere la testa diritta e centrale, il naso punta in avanti. Sentiamo come sono i muscoli della nostra schiena. Su un lato sono completamente allungati, sull'altro sono completamente accorciati. Poi lentamente riportiamo le spalle sulla stessa linea, su l'altra spalla e giù l'altra. Cerchiamo di sentirli, anche di visualizzarli, i muscoli della nostra schiena. Sono come tante fasce elastiche che si allungano e che si accorciano. Le spalle sulla stessa linea, poi su ancora. Sale una spalla verso l'orecchio, l'altra si allontana dall'orecchio. Lentamente, facciamo tutti i movimenti lenti e sempre ascoltando come si muovono i nostri muscoli. Cerchiamo di non perdere l'attenzione, la concentrazione, l'attenzione. Poi ritorno, su ancora una volta. Ritorno e sull'altra spalla, giù l'altra, poi le spalle ritornano in equilibrio sulla stessa linea, portiamo le mani in grembo, una mano sopra l'altra, allarghiamole bene le spalle, lasciamo tutta la muscolatura delle spalle, della schiena rilassata, cerchiamo di percepire che si muove l'energia nei muscoli che hanno lavorato, nei muscoli che abbiamo impegnato. Adesso intrecciamo ancora le dita delle mani, portiamo le mani intrecciate dietro la nuca. Inspiro, allargo bene i gomiti, avvicino bene le scapole. Espirando ruoto la testa, la lascio scendere, lascio pesare un po' le braccia sulla testa, sempre le spalle lontano dalle orecchie. Inspiro, ritorno al centro, allargo bene.
espiro, scendo sull'altro lato, mi fermo un attimo, poi ancora, torno al centro, allargo bene, scendo, espiro, fuori respiro, torno al centro, dentro il respiro, ruoto, fuori e respiro. Ritorno al centro, allargo bene, allargo ancora bene i gomiti, avvicino ancora bene le scapole. Poi sciolgo, intreccio ancora le dita delle mani, spingo ancora bene le braccia, le spalle in avanti, così apriamo bene la muscolatura alta della schiena che abbiamo chiuso con l'esercizio precedente. Teniamo un attimo questo allungamento e poi rilassiamo e distendiamo. Adesso flettiamo la testa in avanti, disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa, dentro l'aria quando portiamo indietro la testa, fuori l'aria, quando la testa si flette in avanti. Ancora, lentamente, con leggerezza. Adesso nell'altra direzione, teniamo sempre le spalle lontano dalle orecchie, rilassate, morbide. E ancora un cerchio. E ci fermiamo. Adesso apriamo le braccia e solleviamo anche le gambe e le allarghiamo. Allarghiamo bene le ginocchia. Ritorniamo. Ancora su, allarghiamo le gambe, allarghiamo le braccia. E ritorno. Inspiro dentro l'aria. Fuori l'aria. Ancora apro e ritorno. Ancora una volta allargo e chiudo e rilasso. Solleviamo un ginocchio, mani intrecciate sul ginocchio, inspiro, allungo bene la colonna. Espirando, scendo, porto la fronte verso il ginocchio, giù le spalle, fuori completamente il respiro. Mi risollevo, prendo l'altra gamba, su, inspiro, allungo, espiro, fronte al ginocchio, fuori completamente il respiro, giù bene le spalle. Ritorno. Ancora l'altra gamba, la sollevo, giù le spalle, su bene la colonna, dentro il respiro, fuori il respiro. Poi riporto la gamba a terra, mi sollevo, mani intrecciate sull'altro ginocchio, inspiro, espiro, fuori il respiro. E ritorno. Rilasso. Adesso braccia in avanti, ruotiamo su un lato e battiamo 3 volte le mani, 1, 2, 3, sull'altro lato, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bene, rilassiamo, lasciamo circolare energia, allegria dentro di noi. E poi terminiamo
con una pratica che si chiama la danza di Bali. Appoggiamo le mani all'addome, ascoltiamo il nostro respiro, senza premere troppo, un contatto leggero delle mani con l'addome. Ascoltiamo il movimento dell'addome, l'addome che si espande un po' e poi un po' si contrae. E immaginiamo che il respiro entri dall'ombelico. Trasformiamo il respiro in luce e vediamo come un pulviscolo dorato che entra nell'addome a ogni ispirazione. E con ogni espirazione questa luce si diffonde in tutto il bacino. Respiriamo con leggerezza, con dolcezza. Poi portiamo le mani alle spalle, i palmi delle mani verso l'alto. Inspirando distendiamo un po' le braccia, dentro il respiro. Fuori il respiro riportiamo le mani verso le spalle. Dentro il respiro, fuori il respiro. Adesso immaginiamo che il respiro entri come un raggio di luce da una finestra aperta nel cuore. E a ogni ispirazione il cuore si riempie di luce. A ogni espirazione la luce si espande in tutto il nostro petto. Ancora, inspiro, espiro. Adesso inspirando portiamo le braccia verso l'alto, palmi delle mani a contatto. Espirando portiamo le mani sulla testa. E con ogni ispirazione immaginiamo che entri un raggio di luce nella nostra testa e questa luce si diffonde con ogni espirazione e scaccia via tutti i pensieri. C'è solo spazio per la luce nella nostra mente. Ancora una volta, dentro l'aria, dentro la luce, fuori l'aria e la luce si diffonde. E lentamente abbassiamo le braccia, rilassiamo e cerchiamo di mantenere questa luce dentro di noi, di mantenerla dentro il nostro corpo, dentro il nostro cuore e dentro la nostra testa. Cerchiamo di passare una giornata serena, una giornata con un bel sorriso. Grazie, vi saluto tutti, spero di incontrarvi presto e un abbraccio, un grande abbraccio dal cuore.